Lo si potrebbe definire un piccolo lavoro di volontariato, ma in cambio è prevista una riduzione sulla Tasi e sulla Tari. Si chiama baratto amministrativo e in comune a Mirano ci stanno lavorando da un anno. In particolare il consigliere dell'Italia dei Valori Giovanni Boldrin, che in tal senso ha ricevuto una delega specifica dal sindaco Maria Rosa Pavanello. L'amministrazione dà la facoltà ai cittadini di svolgere delle attività di pubblica utilità per la manutenzione e la cura del verde, per piccole attività di sostegno per esempio a fabbricati che hanno bisogno di piccole manutenzioni e così via. Da questo punto di vista Mirano si candida a diventare una apripista, perché se è vero che altri comuni hanno tentato la strada del baratto amministrativo, è anche vero che dopo hanno dovuto fare i conti con sentenze avverse di vari tribunali amministrativi regionali, tra cui anche quello del Veneto. La legge parla chiaro. Ci deve essere inerenza tra le attività svolte e l'agevolazione. Tutti possono partecipare a questo progetto oppure solamente persone, come avviene in altri comuni, che hanno delle difficoltà economiche a pagare questi tributi? Leggendo in maniera puntuale e nello spirito del legislatore quello che sta scritto, tutti possono partecipare, tutti. Certo è che quando si stila una graduatoria, quando ci saranno, fattivamente i progetti, si tratterà di valutare la capacità, quello che serve effettivamente al comune e anche ci sarà anche eventualmente una graduatoria in ragione dell'ISEE. Il baratto amministrativo non riguarda debiti pregressi, ma si riferisce esclusivamente ad agevolazioni su tributi futuri. Le richieste di partecipare a Mirano non mancano e il comune conta di partire a brevissimo.